Legge Lorenzin, il dietrofront di Zaia. A scuola vaccinati dall'autocertificazione. Allora, eccoci qua, terza parte di questa lunga serata di TV7 Match dedicata alla legge Lorenzin, dunque l'obbligo vaccinale per gli studenti, per l'accesso alle scuole materne, ma anche alle scuole poi di primo e secondo grado, una legge che sta creando non pochi problemi, non solo da un punto di vista, diciamo, per le proteste che sta sollevando nutrito gruppo di come dire, genitori per la libera scelta, come vengono definiti, ma anche a livello organizzativo. Questi ultimi giorni poi ogni regione aveva intrapreso delle iniziative per modificare i termini, per dare delle possibilità di allungare i tempi per presentare la documentazione. Poi abbiamo visto proprio questa settimana anche la Regione Veneto, che aveva con un decreto deciso una moratoria di 2 anni, rientrare sulle sue posizioni. Allora, con chi è che parliamo stasera della questione vaccini? Abbiamo un parterre particolarmente nutrito, questa dimostrazione che il tema è anche sentito. Allora, inizio dalla mia sinistra a presentare Loris Palmerini, Aggregazione Veneta, credo di aver detto giusto, buonasera, sì. Buonasera Palmerini. Al suo fianco abbiamo il professor Enzo Raise, già primario di malattie infettive all'ospedale dell'Angelo a Mestre, è un immunologo, un infettivologo. Rimane con noi, ritroviamo l'avvocato Luca Zano Cantarutti, in quanto anche legale, se non sbaglio, di Corvelva, giusto? Ho detto correttamente? Seguo la vicenda vaccini anche con Corvelva. Certo. Poi abbiamo oltre al nostro editore ovviamente che rimane con noi, Nereo Tiso, Partito Democratico. Buonasera Tiso, lei è consigliere comunale qui a Padova. E poi abbiamo il professor Ivano Spano, sociologo dell'Università di Padova e se non sbaglio lei è anche segretario generale dell'Università internazionale delle Nazioni Unite, è corretto? Certamente. È una nomina recente. Bene, allora, vaccinazioni, qui abbiamo varie posizioni, abbiamo chi è contrario perché sostiene che le vaccinazioni comportano dei rischi, altri che vengano, come dire, violati dei diritti, chi invece chiaramente è convinto nella validità della terapia vaccinale e insomma cercheremo di sentire quali sono un po' le posizioni. Allora, guardi, inizierei dal professor Spano, perché proprio io ho iniziato dicendo, abbiamo sentito anche nel break pubblicitario, il dietrofront di Zaia. È stata una delusione questa, la posizione della Regione Veneto era stata, come dire, illuminante e poi... No, per me nessuna delusione. Poi il Presidente lo ha motivata, questo ulteriore ricorso al Consiglio di Stato fuga questa marcia indietro, ma non credo che sia questo il problema. La Regione Veneto nell'ambito della sanità è una regione particolarmente avanzata, dico io tra virgolette, nel bene e nel male, ha un alto indice di vaccinazione. Zaia continua a dire che lui non è contrario, ecco, e quindi la posizione non mi pare così sconvolgente. Un elevato indice di vaccinazioni, di vaccinati ottenuti anche senza l'obbligo vaccinale, sì, no? Certo. Sì, dentro un concetto di libertà di scelta, ma che è anche concetto affermato a livello europeo in quasi tutti i paesi del mondo. Cioè, un concetto non nuovo ma conclamato, insomma, nella pratica quasi universale. Ecco, per molti l'obbligatorietà, perlomeno qua appunto anche a detta della Regione, l'obbligatorietà potrebbe sortire un effetto contrario e quindi come dire, una fuga più, come se mi è imposto alla fine. Ma io credo che l'obbligatorietà nasca da una situazione ovviamente di necessità, non è che nasca
perché una mattina il ministro, o la ministra in questo caso, decida che sia necessario che i bambini si obblighino. Sappiamo che fino a non molti anni fa per accedere alle scuole bisognava avere il certificato di vaccinazione, poi questo non è più stato, pur mantenendo un elevato indice di vaccinazione, nel Veneto in questo caso, si ritiene che sia necessario. Perché? Perché tra chi è vaccinato e chi non è vaccinato, adesso io non sono un tecnico, ma ci potrebbe essere l'untore, chiamiamolo così, e quindi creare dei disagi agli altri. Allora, perché creare dei disagi agli altri in funzione della nostra scelta? Credo che questo sia una cosa, io credo non buona, insomma, no? Perché in funzione della mia scelta, siccome la salute dei bambini in questo caso deve essere tutelata in maniera assoluta, credo che questo sia quindi un importante e necessario, secondo me, scelta che è stata fatta a livello governativo. Poi la scelta fatta da Zaia è una scelta politica più che di buon senso dal punto di vista, secondo me, sociale e medico. Perché naturalmente questo si innesta in un momento storico, chiamiamolo così, della Regione Veneto non banale. Chiaramente ha fatto marcia indietro in maniera elegante, se possiamo dire, quando ha ricevuto pressioni non di poco conto dai suoi, della sua maggioranza, insomma non solo dall'opposizione, e anche da chi nelle famiglie venete si trovava in confusione tra chi aveva già prenotato le vaccinazioni 2 mesi fa, perché la corsa alle vaccinazioni naturalmente creava dei disagi, e chi si trova a dire ma potevo farlo anche tra 2 anni nella moratoria, e quindi questo non creava una sorta di confusione. Naturalmente sono state le pressioni del ministra della sanità e quella dell'istruzione, insomma, che hanno fatto capire, diciamo, con un'azione anche di forza, se volete, al presidente Zaia che la direzione, cioè la linea che lui aveva preso non era una linea conforme a quanto era stabilito dalla legge. Certo, professor Raise, una delle questioni molto dibattute è quella dell'urgenza. C'era questa necessità di 10 vaccinazioni che erano state proposte, 12 ricordiamo, abbiamo dedicato varie trasmissioni alla questione, no? Si è parlato di questa emergenza, di questa necessità, ma è veramente così? C'era questa... Sì, cioè da tecnico devo dire che siamo in linea, i medici lo hanno detto ripetutamente, con il Ministero della Sanità. Perché? Perché il Ministero della Sanità non ha deciso in maniera autonoma, ha deciso sulla base di un andamento epidemiologico evidente in cui c'è una situazione epidemica di morbillo. Non dimentichiamo che il morbillo ha una prevalenza di ricoveri elevati, perché 1 su 100 sviluppa una polmonite grave, 1 su 1000 sviluppa un'encefalite, ecco, e questo condiziona poi delle situazioni di invalidità. Abbiamo tutta la fascia dei bambini che non sono protetti perché fanno chemioterapia, dai leucemici ai pazienti oncologici. Voi leggete sui giornali bambini che muoiono perché hanno contratto il morbillo, non per la scelta dei genitori quanto per la scelta di coloro che hanno i genitori e che hanno scelto di non fare la vaccinazione. La massa critica dei vaccinati deve essere superiore al 95%. Quando in Veneto decidemmo a ragion veduta di sospendere l'obbligatorietà, venivamo da una situazione che rasentava il 100% di vaccinazioni, e di conseguenza si riteneva che le generazioni che naturalmente avevano beneficiato della vaccinazione continuassero a vaccinarsi, cosa che non è stato, perché se non raggiungiamo il 95%, che non è un numero a caso, non abbiamo l'immunità di gregge. Certo, senta, io avrei bisogno da parte sua di interpretare un po' quelli che sono i dati del Ministero della Sanità, che fornisce nel bollettino settimanale, no? Sulla
sull'andamento di questa epidemia appunto di morbillo e rosolia, io vorrei che la regia ce lo proponesse, perché i dati, vediamo se riusciamo a vederli, eccolo qua, no? Allora, dall'inizio dell'anno, questo fino al 5 settembre, questo è 4.444 casi, abbiamo 3 decessi, l'88% dei casi è rappresentato da persone che non erano vaccinate, un 7% che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. Ecco, c'è un aspetto che però colpisce, a parte i quasi 300 casi tra gli operatori sanitari, che quindi evidentemente non erano vaccinati, è l'età media dei malati del morbillo, 27 anni, con un'incidenza oltre i 15 anni che rasenta il 70% dei malati di morbillo. Che cosa vuol dire questo? Perché devo vaccinare il bambino se i malati sono oltre i 15 anni? Sì, perché la circolazione del virus del morbillo diventa particolarmente virulenta nella fascia di età dopo i 20 anni. Tant'è che il numero delle complicanze che si ha in coloro che hanno un'età, diciamo, non più giovanissima è maggiore, così come le complicanze polmonari e complicanze encefaliche. Il problema è che il serbatoio degli over 20, ecco, rappresenta il cluster epidemico che mantiene la circolazione del morbillo, tant'è che è recente il fatto che un'operatrice sanitaria, una ostetrica, abbia contratto il morbillo e che sono stati sottoposti a vaccinazione tutti coloro che sono venuti a contatto. Certo, il problema è appunto la non obbligatorietà che c'era, in cui rientra anche la fascia dei 20 anni, ecco, ha lasciato delle maglie così larghe per le quali il virus si è inserito. Non dimentichiamo che anche la Francia ora ha deciso per l'obbligatorietà della vaccinazione e penso che seguiranno molti altri stati, perché la volontarietà non è sufficiente, l'interesse della collettività è superiore all'interesse del singolo individuo. Questo deve essere tenuto presente. Dopo torneremo. Dopo la faccio intervenire. Volevo intervenire, invece fare intervenire Loris Palmerini per capire invece qual è la vostra posizione. Voi avete sollevato come dire, un appunto particolare alla legge Lorenzin, no? Sì, intanto precisiamo subito, l'Aggregazione Veneta non è un movimento politico, è un ente che raccoglie le dichiarazioni di nazionalità veneta ai sensi della legge 28 del 2016, che ha riconosciuto ai veneti i diritti di minoranza nazionale, ai veneti in senso etnico. Quindi noi siamo rappresentanti di questa collettività e quindi della loro tutela dei diritti umani. E qui dalla legge Lorenzin viene scardinato con violenza un principio fondamentale dell'essere umano, quindi un principio legale inalienabile, che quindi non stiamo parlando di una questione solo medica, anche se poi sull'ambito medico possiamo anche entrare, però bisogna distinguere l'aspetto dei diritti fondamentali dell'essere umano, che ha una sua ragionevolezza, cioè non è che possiamo sopprimere la democrazia perché c'è un'emergenza sanitaria. Cioè ci sono dei principi che sono inalienabili dell'uomo. Allora, la Convenzione di Oviedo, che è stata, cioè la Convenzione sulla bioetica, che è stata ratificata dall'Italia, dice una cosa chiarissima: nessun essere umano può essere sottoposto a una cura se non con il consenso informato. Qui il consenso informato non c'è. Dice la Convenzione di Oviedo che a rispondere invece dei minori, fatto salvo che si valuta l'età, la loro capacità di comprensione, per cui per il quindicenne magari può rispondere anche il quindicenne e il genitore dovrebbe adattarsi alla volontà del quindicenne, ma per il bambino piccolo risponde il genitore, decide il genitore o i genitori, la funzione o il tutore, insomma, e c'è la possibilità, il diritto a dire no a un trattamento sanitario obbligatorio, cioè non può essere obbligatorio.
non può essere obbligatorio, punto. Allora noi dobbiamo decidere se questa è una società democratica basata sui diritti umani, cioè una società che con il principio del bene collettivo, tutto da valutare, perché poi, allora, supponiamo che esista pure nel merito, che poi queste sono obiezioni e da questo momento in poi dirò qualcosa che la Regione Veneto ha sollevato per primo. Noi abbiamo portato in Corte Costituzionale e siamo stati accettati, intervenendo a fianco della Regione, così si dice, tecnicamente si dice ad adiuvandum, con la questione, uno, della impossibilità di imporre un obbligo vaccinale, proprio per violazione dei trattati internazionali ratificati, quindi per violazione della Costituzione. Cioè stiamo dicendo che il governo sta violando la Costituzione, se non tolgono questo obbligo vaccinale rischiano grosso, rischiano la possibilità di denuncia e quello che gli va dietro. E su questo noi siamo categorici, noi andremo avanti fino in fondo, l'obbligo vaccinale verrà tolto da qui a un periodo finestra che varia da pochi mesi a seconda se la Corte Costituzionale farà il suo lavoro come deve essere, o a pochi anni se arriveremo in Consiglio d'Europa, che è l'ente che ha fatto la Convenzione di Oviedo. Quindi non c'è dubbio che l'obbligo vaccinale verrà tolto, su questo, perché altrimenti vuol dire che non c'è più la legge. La Regione Veneto ha fatto osservare in Corte Costituzionale che possiamo anche parlare di un'emergenza morbillo, ma le altre vaccinazioni obbligatorie per quale motivo sono state messe? Non c'è ragionevolezza, e poi oltretutto c'è anche, come ha detto la Regione Veneto, ma che è stato ulteriormente aggravato dalla legge di conversione, il problema della competenza regionale, perché la Costituzione italiana dà l'esclusività alla regolamentazione sulla materia sanitaria, che è una materia concorrente, alla Regione. Certo. Quindi, così come c'era prima la sospensione dell'obbligo vaccinale in Veneto, ci può essere di nuovo. Certo, certo. Professor Casen, allora qui abbiamo posizioni che per motivazioni diverse comunque tra chi dice, e dopo sentiremo anche il sindaco Manildo ad esempio che ha fatto un appello in rete pro vaccinazioni, cioè, abbiamo posizioni che su varie, come dire, idee diverse su questa cosa, c'è chi si oppone e chi ci dice invece che è assolutamente necessario. Ma io uscirei dalla questione di tifare per il vaccino o contro il vaccino. Ci sono dei dati scientifici che sono molto chiari, i vaccini sono utili in determinate situazioni, in certe altre un abuso del vaccino è assolutamente inutile. Qual è il limite? E questo è la scienza, deve dare delle risposte. E dare delle risposte perché la scienza non è esatta, la scienza migliora, la scienza continua a evolvere in base alle conoscenze, in base a tutta una serie di dati che vengono fuori, e quindi la scienza ci deve dare delle risposte. Se il vaccino in tempi non sospetti ha risolto delle grandi epidemie peraltro determinate da ben altre cose, per esempio una pessima alimentazione. Allora, pochi ricordano che la gente moriva di pellagra. Oggi si dice cos'è la pellagra, nessuno lo sa. La gente moriva di scorbuto. Cosa serviva? Cioè, era la malattia dei marinai quando non assumevano la vitamina C, e quindi era carenza di vitamina C perché facevano le grandi traversate oceaniche e quindi avevano delle malattie abbastanza importanti. Allora, in caso di epidemia, la maggior parte della popolazione non aveva la capacità di affrontare delle malattie che poi si sono rivelate molto meno invasive di quelle. Tant'è vero che in Africa il morbillo è deleterio, in Italia lo è decisamente meno, perché i bambini vengono alimentati in maniera corretta, perché non c'è la fame che c'è in Africa, per altrettanti motivi, perché non c'è l'igiene che c'è in Italia, non c'è, o in Europa, non c'è in Africa. Ci sono 1000 motivi che concorrono a far sì che si creino determinate epidemie. Ma al di là di questo, il vaccino ha una sua evoluzione tecnica.
Allora, il vaccino è l'inoculazione di un oggetto, di un antigene, cioè un corpo estraneo, no? Che non viene accettato dall'organismo e quindi crea anticorpi. Questo è il meccanismo più semplice. Come avviene questo? Quando vengo in contatto con un agente patogeno, l'organismo si organizza per difendere il proprio status e quindi emette degli anticorpi. Naturalmente questa esperienza rimane all'interno dell'organismo, per cui io poi, se vengo a contatto ulteriormente con altri agenti, gli stessi agenti patogeni, sono in grado di difendermi. Non è detto che uno che ha avuto il morbillo non andrà più a contatto con altre persone che hanno il morbillo, non lo prenderà, perché come lui viene a contatto, cioè all'interno dell'organismo entra il virus o il batterio, automaticamente si difende. Però se viene fatto artificialmente io ho un problema. Quello che devo attivare è l'organismo, perché non posso iniettare una quantità notevole di batteri o di virus, perché sennò creo veramente la patologia e devono essere o morti o attenuati. Se li inietto dentro creo una reazione, ma devo iniettarli pochi, questa reazione è minima, e quindi ho bisogno dei cosiddetti adiuvanti, cioè creo una flogosi, una infiammazione, l'organismo prende paura, dice ah, lì c'è qualcosa, e guarda caso si imbatte anche nella piccola quantità di virus e di batteri che sono stati iniettati, e quindi si difende e crea una propria memoria. Uno dei problemi che è stato sollevato recentemente è sulla quantità e la qualità di adiuvanti. E a questo allora io dico che la legge, non entro nel merito se è giusta o sbagliata la legge. Il vaccino, certi vaccini vanno fatti, certi altri credo che siano inutili, soprattutto per mia esperienza 12 vaccini su un colpo è una cosa un po' esagerata, anzi molto esagerata, che poi l'organismo magari riesca anche a farcela benissimo, però si potrebbero diluire nel tempo, non è una questione di economia. Seconda cosa, gli adiuvanti che vengono messi dentro, che sono stati il motivo della critica, possiamo avere delle risposte dalla scienza se si possono cambiare questi adiuvanti, si possono iniettare adiuvanti diversi o in quantità minore, oppure se questi che vengono utilizzati adesso possono creare patologie, come è stato detto da molti scienziati che sono positivi o negativi nei confronti del vaccino, se questi adiuvanti nel tempo possono creare altre patologie, perché purtroppo il problema è se la causa e l'effetto nella scienza purtroppo se è vicina, la causa e l'effetto riesco a collegare i due fenomeni. Se invece avviene a distanza di 2, 3, 5 anni non riesco a capire qual è la causa scatenante di una patologia. Ma siccome quando io inserisco un corpo estraneo all'interno di un organismo, come avviene all'interno del muscolo quando io inietto un vaccino, non so cosa succederà. Allora cosa è uno dei fatti è la statistica, stabilire quante patologie ci sono, se ci sono correlazioni tra il vaccino e tutto il resto. Questo è uno studio da alimentare e da cui necessariamente questa legge che ha scatenato la questione del principio perché devo vaccinare, dell'obbligo vaccinale, ha scatenato anche la necessità di capire effettivamente e soprattutto di informare i cittadini di che cosa sono i vaccini. Allora, dopo vorrei Isla, c'è anche Cantarutti voleva dire, lei non è ancora intervenuto, le do la parola. No, ma molto brevemente. Vorrei chiarire prima di tutto un equivoco che è circolato spesso in questi giorni. La polemica non è contro i vaccini. Io sono convinto che i vaccini possano essere uno strumento assolutamente utile per contrastare determinate patologie. La polemica è sorta nei confronti del decreto Lorenzin, decreto prima e legge di conversione poi, comunque la legge Lorenzin, chiamiamola così. Perché? Perché anziché adottare il modello veneto, e qui non ne faccio una questione di identità veneta, ma un modello veneto dove fino ad oggi c'è una copertura del 92,6%, questo ci dicono le statistiche, quindi ampiamente superiore a quella di molte altre regioni dove invece è in vigore l'obbligo vaccinale, a prescindere dalla legge Lorenzin.
Invece di adottare questo criterio, che era basato su una costante informazione nei confronti dei genitori, si è deciso di trasformare i bambini in una sorta di batteria di polli dove fuori uno dentro l'altro e vengono automaticamente tutti vaccinati senza adottare una serie di precauzioni. Cioè il vaccino equivale ad un farmaco e come tutti i farmaci può provocare, e sappiamo che provoca, in alcuni casi per fortuna ridotti, delle reazioni negative. Può provocare dei danni anche molto seri, tanto è vero che dal 1992 esiste una legge, la legge 210, che riconosce l'esistenza dei cosiddetti danni da vaccino e stabilisce i criteri risarcitori, eccetera. Quindi la battaglia che viene fatta in questo momento è presentata in maniera troppe volte fuorviante dagli organi di informazione, non certamente TV7, ma da alcuni organi di stampa e mediatici che vogliono far passare il concetto dei Novax. I Novax sono una percentuale residuale della popolazione italiana. Certo. Quello che molti, la stragrande maggioranza degli oppositori alla legge Lorenzin chiede è una serie di precauzioni prima di adottare i vaccini. Ci siamo mai chiesti, per esempio, perché a fronte di un obbligo di 4 vaccini che esisteva fino all'altro ieri, prima della legge Lorenzin, ci veniva somministrato l'esavalente, cioè 6 vaccini? Perché? Esistono paesi nei quali sono obbligatori 10 vaccini? Mi corregga professore se sbaglio, non mi risulta al mondo. In 15 paesi europei non è previsto, tutti i maggiori, non è previsto l'obbligo vaccinale. Mi si può dire che c'è una diversa coscienza civica per cui eccetera eccetera. E concludo con questa osservazione. Da novembre 2016 nelle scuole è vietato l'accesso a quei bambini non vaccinati laddove non vi sia almeno la famosa immunità di gregge del 95%. Non sono a conoscenza, magari sbaglio io, però non mi risulta che da novembre 2016 chiedo scusa, in Veneto dei bambini siano stati allontanati dalle scuole. Vuol dire che la copertura c'è. E l'ultima battuta, cosa facciamo con il turista finlandese che la prossima estate viene sulle nostre spiagge con 3 bambini? Gli dobbiamo chiedere il certificato vaccinale? Certo, e dopo arriveremo anche a quello. Abbiamo una telespettatrice che è in attesa, che vuole intervenire, la signora Giovanna. Buonasera signora, lei da dove chiama? No, la signora Giovanna è caduta. Allora, speriamo di poterla recuperare. Professor Spano, lei voleva... Sì, io sono su una lunghezza d'onda molto distante dagli interventi che ho sentito. Primo, non ci sono dati scientifici, assolutamente non ce ne sono. Gli unici dati scientifici che ci sono, li ho anche portati, sono internazionali, l'Italia non ne ha fatto studi su questo ed è grave. Io qui ne ho 200, quasi tutti americani. Leucemia, eccetera, alterazioni cromosomiche, autoimmunità, demielizzazione, danni neurologici, epilessia, pagine intere di ricerche internazionali, inefficacia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi secondo lei il vaccino non serve a nulla? Aspetti. Se ci sono questi studi, che vengano fuori, così chiudiamo la bocca a chi come me dice non ci sono. Che vengano fuori, è così semplice. Io faccio ricerca, ho preso il ruolo all'università in metodologia della ricerca. Se faccio una ricerca e dico che gli studenti di Rovigo si dopano, per esempio eroina, al 12,8%, bene, porto i dati. Porto le interviste, porto l'elaborazione dei dati, che vengono fuori questi dati scientifici. Non ci sono. I vaccini che noi stiamo combinando sono in un regime che si chiama monitoraggio addizionale, che vuol dire che sono in via di sperimentazione. Noi siamo diventati la cavia mondiale. Lo ha detto anche Lorenzin, che è un po' da questo punto di vista così, no, ballerina. Questo è stato imposto dagli Stati Uniti, l'Italia è il laboratorio di cavia internazionale, punto. Questo è il nostro compito. Lei non vuol fare una brutta figura, prima con Obama, adesso non lo so più con chi. Questo è drammatico, questo. No, mi perdoni altre 2 cose poi semmai. Abbiamo recuperato la signora, prego. Scusi? No, prego intanto. Questo è, come dire, terribile. Dati scientifici non ci sono. Poi chi ha detto che la scienza
che la medicina sia una scienza. Guarda, l'ultimo articolo di Nature, non è Ivano Spano, la più grande rivista in questo settore, professore, penso che convenga, eccolo qua. Nature dice, qui di qualche mese fa, si dice che è dimostrato come più del 70% delle ricerche cosiddette scientifiche prese in esame hanno fallito i test di riproducibilità. È una delle condizioni essenziali. I risultati devono essere universali, cioè riprovabili da tutti. Nonostante ciò sono state pubblicate, diffuse, citate, anche accolte da altri ricercatori. Dei 1566 scienziati intervistati, solo più di 2/3 ha provato e ha fallito la riproduzione degli esperimenti dei colleghi, e in più hanno fallito anche la autosperimentazione dei propri. Allora, che è scienza questa? Se questa è scienza, credo che siamo mal messi. Allora il problema è no se le cose stanno così. Andiamo su un piano di dimostrazione, lo pubblichiamo questa dimostrazione, e poi professore, i dati che ha detto lei sul morbillo, no, io ho quelli Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, mica li ho fatti io, eccoli qua. Cioè, se fosse possibile, dove è aumentato la linea rossa, la vaccinazione, sono aumentati, è aumentato anche il morbillo. Dove è diminuita la vaccinazione è diminuito il morbillo. Dove sta sta roba? Questo è l'OMS, non solo l'OMS. I dati comparativi con le nazioni europee. Poi ho finito, ma ho finito. Modo di non è che l'inizio di questo, perché stiamo imbrogliando il mondo e stiamo deviando le persone. E, per esempio, questo lo devo trovare perché è troppo bello, sono dati internazionali recentissimi, se riesco a beccarli. Ne ha troppi. Perché ho portato le carte, perché se no c'è questo inventa le cose, vabbè, tutti inventano le cose, io no. Eccolo qua, l'avevo messo in evidenza. Per esempio, in Italia copertura 90%, nel 2011 5.000 casi, la percentuale è 87%, nel 2012 sempre copertura 90, 11%, nel 2013 88%, è aumentata la percentuale 37%. Sta sempre parlando del morbillo lei? Sì, parlo del morbillo. Austria, 76% la copertura, 10% di morbillo, 76% di copertura l'anno dopo, 2,3%, nel 2013 76%, 8,9%, nel 2014 76%, quindi insomma dove 13,3%. Dove si vaccina allora, ci sono meno casi. Qua vaccinano niente, 76%, e sono quasi niente i non c'è una morbilli. correlazione Sarà tra miracolo. la percentuale dei vaccinati e delle persone che si sono ammalate. Questo è sulla percentuale per milione. Certo. È una percentuale corretta statisticamente. Benissimo. Sì, no, Vogliamo abbiamo dati un attimo solo. Abbiamo la signora Giovanna che è in attesa. Signora Giovanna, buonasera. Buonasera. Da dove ci chiama? Io chiamo da Montebelluna. Prego, cosa vuol dire? Sono un vecchio medico in pensione e ringrazio tantissimo TV7 che è l'unica TV a livello nazionale che parla di vaccini, che fa trasmissione di vaccini. Un favore, potete rieditare questa trasmissione in ore in cui c'è più gente che ascolta, all'1, alle 2, alle 3 del pomeriggio, perché c'è un terrorismo spaventoso su queste vaccinazioni, sta succedendo una cosa spaventosa, non servono, nessuno dei canali nazionali, io credo che abbiano veramente l'ordine di tacere, di non dare notizie se non le loro, quelle che interessano a loro, e sono notizie false. Nessuno dice, per esempio, che fare 12 vaccini a un bimbo di 3 mesi vuol dire distruggere il sistema immunitario, perché non ce l'ha a quell'età lì un neonato il sistema immunitario, pieno di metalli pesanti, pieno di alluminio. Ma scherziamo, ma sappiamo cosa stiamo facendo? Primo, questa è una cosa pazzesca. Secondo, nessuno dice che quando un bimbo si vaccina per la varicella, e c'è scritto sul bugiardino del vaccino della varicella, il bimbo resta contagioso per 6 settimane.
allora il bimbo dovrebbe stare a casa, non dovrebbe andare all'asilo, perché è lui che controlla i bimbi non vaccinati. Possibile che ci sia scritto sul bugiardino, la casa farmaceutica mette questa avvertenza, i bugiardini sono spariti, non si riesce assolutamente a trovarli, però c'è scritto che il bimbo vaccinato con la varicella per 6 settimane è contagioso. Il morbillo è una malattia che fa paura, si può fare una vaccinazione contro il morbillo in un'età più avanzata, facciamola a 3, facciamola a 4 anni, facciamola a 5 anni, poi va bene, il morbillo può avere delle gravi conseguenze, però una volta si era sporchi, non si mangiava, c'erano delle condizioni igieniche terrificanti, allora si di queste malattie, adesso no. Io vi prego, ritrasmettete questa trasmissione, ritrasmettetela in ore in cui c'è un'udienza più alta, e ringrazio per grazie a lei. Adesso cercheremo di rispondere, qui di materiale ce n'è parecchio, professor Reise, a lei il compito di cercare di panare un po'. Inizio dalla telefonata della signora. Dunque, l'impegno del sistema immunitario con immunologo da parte del bambino ha una scadenzialità, ossia il bambino raggiunge una maturità immunologica nel proseguo degli anni, tant'è che i vaccini non vengono fatti tutti alla nascita. Alla nascita ne vengono fatti alcuni, ad esempio il vaccino delle 12, poi rimane qualche altro. Il vaccino ma secondo la legge Lorenzini bisogna fargli di subito. No, non vengono fatti subito alla nascita. Questa legge cosa prevede? Dice la nascita, invece il primo anno sono cadenzati i vaccini, sono cadenzati. Ecco, ad esempio il vaccino dell'epatite B viene fatto subito, ad esempio, mentre altri sono fatti successivamente perché c'è una immaturità del sistema immunitario. Quanto impegnano tutti questi vaccini? Impegnano il 2% del sistema immunitario, perché noi abbiamo una notevole riserva immunitaria. Circa il 60% del nostro sistema di difesa è collegato al livello intestinale, perché è lì che passano soprattutto batteri. Poi abbiamo la zona polmonare, poi abbiamo i linfonodi, quindi abbiamo la zona ematica dove andiamo a fare il conteggio delle difese immunitarie. Quando è che diciamo che un bambino non può fare un vaccino? Quando le sue difese immunitarie sono basse, ma basse non è una parola di per sé così priva di significato. Quando nel bambino, ad esempio, sottoposto a terapie oncologiche, abbiamo dei CD4, ossia determinati linfociti sono inferiori ai 350 per millimetro cubo. Sappiamo che è molto difficile che si vaccini. Questo per dire che quando il pediatra escluderà il bambino, lo escluderà sulla base di una situazione e di storia clinica, naturalmente anche di atopia, vale a dire di reazioni allergiche, perché gli atopici hanno questa problematica. Andiamo alla problematica della situazione internazionale, dove la correlazione che è stata evidenziata nelle pubblicazioni tra meno vaccino, meno casi ho. Allora, prendiamo l'Italia. Io sono stato presidente della Società Italiana di Malattie Infettive del Triveneto, quando il ministro De Lorenzo, su nostra proposta, fece introdurre la vaccinazione per l'epatite B. Il Veneto aveva il 4% della popolazione portatrice di epatite B, la quale porta alla cirrosi epatica. A livello nazionale eravamo intorno al 5%, in zone come il Calabria, la Sicilia, la Campania eravamo addirittura intorno al 12%. La vaccinazione per l'epatite B ha determinato la scomparsa praticamente dell'epatite B. Abbiamo soltanto rari casi italiani di epatite B contratti per via sessuale da prostitute provenienti dall'est Europa o dalla Nigeria.
Che cosa ha determinato questo fatto? Non più cirrosi epatiche, non più trapianti di fegato da epatite B, e quindi abbiamo prosciugato il bacino. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo processo bisogna vederlo negli anni, non vederlo anno per anno, ossia prendere 20 anni. Ad esempio nel 1960 avevamo ancora 5.000 casi di difterite, dopodiché non abbiamo più avuto casi di difterite, e questo come lo spieghiamo? Col fatto del vaccino o col fatto che non sono stati più vaccinati? E sui dati che aveva fornito prima il professor Spano sul morbillo, io non li ho, sono abituato a leggermeli con calma e a vedere da dove sono stati estrapolati i dati. Lei cita dei dati scientifici, voglio leggermeli per bene. Io sto citando delle realtà scientifiche che sono quelle della polio, ad esempio, dove negli anni 50 avevamo ancora alcune migliaia di casi di polio. Venezia era piena di casi di polio, quelli che a Napoli definivano disgraziatamente gli sciancati, ossia, voi vi ricordate, avete un'età più giovane della mia, ma probabilmente vi ricordate quanti bambini andavano a scuola con la polio, la cosiddetta paralisi mattutina. Il vaccino Salk, Sabin e poi di nuovo il Salk ha determinato la scomparsa della polio, dove invece avevano cessato la vaccinazione come in Olanda negli anni, all'inizio del 2000 c'è stata un'epidemia da introduzione dai paesi del tipo Bangladesh e India. Certo. Professor Casem, voleva aggiungere qualcosa? Sì, no, volevo rispondere alla spettatrice che questa trasmissione viene ripetuta poi sul canale 88, 87 e 89, quindi adesso non ho gli orari, ma comunque viene ripetuto durante il giorno e quindi c'è la possibilità di accedere a questo tipo di informazione. Quello che noi cerchiamo di fare è dare le informazioni ovviamente che siano anche le più difficili da dare o le più proibite, tant'è che il tentativo di spegnere questa emittente televisiva ormai dura da circa 20 anni, ma non ci sono ancora riusciti. Noi abbiamo 25 cause in piedi col Ministero dello Sviluppo Economico perché ci vogliono togliere i canali, ma le abbiamo vinte fino adesso, compreso il Consiglio di Stato, e speriamo che ci paghino i danni. Ma questa è un'altra informazione. Allora, quello che io vorrei pesare, avere dei dati statistici, quante patologie ci sono da vaccino e quante patologie ci sono per carenza di vaccino. E quali sono i vaccini che sono essenziali, come per esempio quello della poliomielite, che è importante perché è un danno che è mostruoso, perché ci sono bambini che sono morti o bambini che, io ricordo un mio compagno di infanzia, di elementari, che veniva con la carrozzina, quindi era una cosa, e questo è successo durante la notte, il bambino si è svegliato la mattina e non camminava più, febbre, sì, ed era una sorta di influenza, poi si presentava come un'influenza e poi di conseguenza. Quindi ci sono sicuramente, il vaccino è importante. L'aspetto positivo di questa legge che è stata imposta è aver creato il problema del vaccino. Capire se effettivamente, è già riuscita a farlo, cioè la Lorenzin, nonostante tutta la sua buona volontà, è riuscita a fare esattamente il contrario di quello che voleva fare. Cioè ha scatenato una curiosità sui vaccini e ha promosso una serie di domande da parte dei genitori e ha scatenato dei dubbi, per cui oggi la scienza credo che sia obbligata, e qui non bisogna mollare, e le case farmaceutiche saranno obbligate a dare delle risposte precise, perché il silenzio non è scienza, il silenzio è danno. E giustamente come portava i dati, e nonostante questi dati che sono mostruosi, no? Ancora è niente rispetto alla realtà che si sta sviluppando e che si è sviluppata in tutti questi anni. Quindi dobbiamo conoscere di più. Allora, se il vaccino è stato il toccasana che ha risanato la salute del pianeta, questo è indubbio.
Oggi il perfezionamento dei vaccini è indispensabile, perché non ci possiamo più accontentare. Abbiamo guarito il 70-80% della popolazione, 90%, però sono morti, fa parte del fenomeno. No, oggi anche il singolo individuo, purtroppo abbiamo questa diciamo, prerogativa, questa educazione, anche il singolo individuo, il singolo bambino deve essere difeso. Ma quando si dice che hanno possibilità di avere carenza di anticorpi e quindi soffrire di patologie da vaccino, quali sono le analisi che vengono proposte ai bambini? E loro fate 1, 2, 3, 4 analisi e poi potete fare questo vaccino, questo vaccino e questo vaccino. Questo non c'è. Si obbliga a fare un vaccino, ma non ci sono le visite obbligatorie preventive che diano chiarezza, poi tutto si può migliorare, ai genitori di poter fare un vaccino in maniera un po' più tranquilla. E allora va bene che sia nato questo problema. No, a me turba un pochettino sta discussione, semplicemente perché noi facciamo fatica ad affidarci a chi si occupa dal punto di vista scientifico di questi vaccini. Cioè, io non so se noi qua siamo stati vaccinati tutti. Io sicuramente sì. Ecco, io sicuramente sì. No, sono stato vaccinato, sono ancora io qua. Io poco, perché all'epoca mia c'erano pochi vaccini. Sono stato vaccinato. Fatti quasi tutti. Sono stato vaccinato. E la cosa che mi turba è che il problema posto dalla ministra Lorenzin è quello di cercare di tutelare, no, se non capisco male, insomma, di tutelare la salute dei bambini e far sì che il gregge, come si suol dire, non ne possa essere colpito, perché qualcuno decide in libertà, secondo quanto diceva l'amico, secondo quanto dice la legge, però la mia libertà non può andare a scapito di quella della salute degli altri. Cioè, della mia, se decido di suicidarmi, cioè vuol dire di non farmi curare, posso farlo per me, ma non per gli altri. Io la penso così, insomma, la libertà mia non può invadere quella degli altri. Però io credo che se finora, e questo penso che il professore me ne dia adito, siamo stati vaccinati e il vaccino ha provocato delle situazioni di benessere, cioè di vita, di allungamento della vita. Sì, al vaiolo. Ecco, si parlava di poliomielite. Io ho un cugino, insomma, che ha 5 anni più di me e la malattia della mattina, diciamo, no, la nonna l'ha raccolto a 6 anni ed ecco, adesso lui per fortuna è riuscito a superare in qualche modo, però naturalmente il danno è rimasto. Un suo amico, un altro invece è in carrozzina alla stessa età. Allora, il vaccino... Perdoni, io dirigo l'unico ente pubblico dello Stato che si occupa di disabilità. No, una cosa. Finisco. Dici sì, di sordità. E quanti sordi ci sono? Sono tanti, nonostante... Cioè, è una questione di numeri, insomma. Sì, non è che abbiamo guarito. È una questione di numeri. Quanti ciechi ci allora, se noi quanti facciamo... sordastri? No, guardi, adesso io non voglio entrare, io non sono ricercatore e quindi... Ma io faccio solamente un ragionamento. Se nel dopoguerra avessimo lasciato tutto così perché nel nome della Costituzione ci fosse la libertà, non ci fossero stati vaccini, adesso che aspettative di vita avremmo? Noi tutti qua dentro, che aspettative di vita avremmo avuto? Allora, se il vaccino, poi possiamo discutere se il vaccino è migliore, può essere perfettibile, le statistiche sui danni che possono causare, possiamo discutere di tutto. No, però dobbiamo fare un ragionamento. Se il vaccino comporta al miglioramento della salute, della vita e non crea danni agli altri, io credo sia positivo. E secondo, io ritengo che poi ci debbano essere dei tecnici, dei biologi, dei medici, eccetera, che vanno a somministrare un vaccino che sia efficace e faccia il meno danni possibile, perché qualsiasi... proprio per nulla. Allora, volevo far entrare Palmerini, poi... Allora, purtroppo l'immunologo mi sarebbe piaciuto che avesse rassicurato la signora Giovanna a proposito degli adiuvanti all'alluminio
E a proposito anche poi l'effetto gregge, questo effetto gregge. Allora, io so che alcuni vaccini dopo un po' l'effetto di copertura non c'è più. Vedi il tetano, che fra l'altro non si prende con i battelli che salterellano, come ha detto la Lorenzin, perché i batteri non salterellano. Il tetano si prende da spore, per cui la copertura del 95% è una merita sciocchezza in questo caso, perché l'OMS parla del 60%. Oltretutto in Francia, che si parlava prima della Francia, stanno parlando che l'effetto, la soglia di sicurezza è del 90%, quindi bisognerebbe anche mettersi d'accordo, cioè questo 95% se lo ha inventato la Lorenzin, e questo l'ha detto anche la Regione Veneto di Revitano nell'ottimo ricorso che ha fatto. Però la domanda è questa: visto che per esempio il tetano non è contagioso, quindi non importa se nessuno di noi ha fatto il richiamo, però la pertosse sì, allora a me non risulta che la gente si faccia il richiamo della pertosse. Per cui io dico che tutti i genitori che vanno a scuola sono contagiosi per la pertosse, perché c'è stato anche quel caso della signora che aveva avuto la bambina malata di pertosse. Allora dobbiamo dire che per raggiungere questo mitico 95% dobbiamo cominciare a vaccinare tutti i genitori, tutti coloro che vanno nell'autobus, tutti gli operatori della scuola, tutti i medici, tutti i poliziotti, tutti quelli che vengono a contatto con quella persona che ha un problema immunitario. E questo mi pare molto difficile. Quindi mi sembra che questo per la pertosse come per altre cose, mi sembra che ci sia un po' di non ragionamento scientifico, cioè lei prima ha parlato dell'untore, ma mi scusi, se tutti sono vaccinati, un bambino non vaccinato come fa a infettare quelli vaccinati? Vuol dire che il vaccino non funziona se fosse un untore? Cioè mi sembra proprio che ci sia una non conoscenza scientifica anche da chi fa le leggi. Proprio. Però quello che manca è per esempio... Stia attento al microfono. Mi scusi. Mi sa che l'ha perso. Mi agito troppo. Eccolo quello qua. che non capisco è poi se è vero questo problema che dice la signora Giovanna degli aduvanti. Perché in effetti, adesso per concludere, noi in Corte Costituzionale abbiamo portato due sfere, la sfera del diritto intangibile dell'essere umano e la sfera di alcune criticità di questi vaccini, per cui il dottor Spano, professor Spano, se mi darà quegli studi io mi impegno a portarli in Corte Costituzionale come materiale a sostegno. Però c'è il database PubMed del National Health Institute degli Stati Uniti, dove ci sono statistiche sociologiche, ma poi in realtà basate sul sistema di monitoraggio che fra parentesi in Italia non funziona, perché è fatto con tutti i database che non si incrociano, c'è chi registra la patologia, chi il farmaco, chi ha il foglio di carta, chi non ha niente. Siamo al terzo mondo in Italia sul sistema di... quindi bisognava mettere prima in piedi un sistema di vigilanza serio, degno, e le statistiche fatte, ricerche scientifiche sul PubMed, sugli Stati Uniti, che hanno un database da 40 anni, dicono che più si vaccina, più ci sono malattie neurodegenerative, autoimmuni, patologie conseguenziali. Sì, ma allora facciamo un costo-benefici, perché se mi risolvi un'influenza, ma poi mi fai un morbo di Alzheimer, non mi sta tanto in tasca. Su questo si può aprire un dibattito oppure dobbiamo mettere nelle vene dei bambini quello che dice il vostro governo violando i diritti umani? Questo è il problema, è molto grave, perché ci sono dentro i vaccini, si stia allargando su questioni l'alluminio e nanoparticelle, dei diritti umani. Negli Stati Uniti vaccinano negli Stati Uniti? Tantissimo. Sì, certo. No, malgrado questi studi? Bisogna dire che voi, se tacciate le cause, negli Stati Uniti una causa su 100 va a buon fine, il signore sta citando il numero delle cause globali. No, io sto citando una ricerca scientifica. Ma quelle però che vengono accertate sono infinitamente è questo il bello di danno. Io sto citando uno studio che prendendo le persone vaccinate misurate a 30 anni mostra l'insorgenza di patologie indipendentemente dalle cause. Sì, ma non sono mica è un po' come la correlazione statistica. La cosa che mi questa correlazione statistica mi permette, la scienza medica si basa sulle nella provocazione della ministra Lorenzin prima non c'era nessuno studio. Sto parlando di ricerche scientifiche, se vuoi le faccio vedere, pubblicate sul io non voglio rispondere perché io non sono così degli Stati Uniti d'America. preparato nei dati scientifici, ma io
mi domando, una domanda che pongo a me, diciamo, no? E spero che anche gli ascoltatori se la pongano. Cioè, se nella provocazione o nella legge Lorenzin si cerca di dare questa opportunità, tutti coloro che in questo momento si sbracciano, Vax, no Vax, eccetera, no, dove erano prima? Quasi che i vaccini precedenti non avessero avuto dati scientifici, quelli che in questo momento lei sta dando, e non ci fosse stato qualcuno che avesse detto fanno male, questi sono i dati negli Stati Uniti. Io abito in Veneto e fino alla prima della legge Lorenzin l'obbligo non c'era, quindi me ne stavo bene a dormire. Anch'io abito in Veneto, però c'erano i vaccini, diritto vaccinavano. personale, diritto della collettività. Io faccio un esempio come primario di malattie infettive. C'è un extracomunitario, e succede frequentemente, che ha una tubercolosi cavitaria aperta, il che vuol dire che contagia tutti noi in autobus, in vaporetto, ovunque. Ecco, non vuole curarsi. Che cosa farebbe l'avvocato? Gli farebbe un trattamento sanitario obbligatorio, oppure in virtù del libero arbitrio lo lascerebbe libero di andare dove vuole? No, ma scusi, non stiamo parlando di vaccinare i malati, stiamo parlando di vaccinare i sani con la legge Lorenzin. Ma sto parlando del libero arbitrio. Non ha senso. Noi adottiamo il trattamento sanitario obbligatorio, cioè lo andiamo a prendere con le forze di polizia, lo chiudiamo dentro di una stanza e lo trattiamo. Ma non c'entra nulla con il diritto umano. Non sto parlando del vaccino, sto parlando del libero arbitrio. Il libero arbitrio, quello che lei ha introdotto. In questo caso, ovviamente, come in caso di epidemie, il libero arbitrio non c'è, ma questo lo dicono i diritti umani. Ma lei sta confondendo le mele con le pere. Stiamo parlando di vaccinare a forza le persone sane. Il libero arbitrio. No, stiamo parlando di vaccinare a forza le persone sane. Scusa, sentiamo Cantarutti su questo. Sì, beh, io sono rimasto un po' colpito da sentire il consigliere che usa il termine untore. Dobbiamo stare attenti, perché poi il bambino che va a scuola si sente magari additato come untore per il fatto di non essere vaccinato. Credo che dobbiamo anche avere la responsabilità di usare. Io faccio l'insegnante, guardi, quindi le questioni sono un pochettino complicate. l'utilizzo del termine untore è estremamente pericoloso, perché ci porta a un substrato storico. Sono i genitori, dove gli untori venivano lapidati. Gli untori venivano lapidati, guardi, sono i genitori responsabili, non i bambini. Beh, lei ha parlato di untori. Allora, in ogni caso, che siano i bambini o che siano i genitori, il termine untore credo che debba essere evitato, almeno questa è la sua se vogliamo opinione. mantenere tutto nell'ambito di una discussione. Questa è la sua opinione. Certo che è la mia opinione, non vorrà mica che porti la sua, ci mancherebbe. La mia, no? Ci mancherebbe. Allora, consigliere, nel momento in cui lei fa un'affermazione come ha fatto prima e dice il ministro Lorenzin si pone nell'ottica di salvaguardare la salute pubblica, e dobbiamo affidarci agli scienziati, ai medici, ai ricercatori, agli studiosi che ci danno le indicazioni corrette per affrontare la situazione. Ma è esattamente quello che chiediamo noi. Quando diciamo dobbiamo ostacolare la legge Lorenzin è perché chiediamo tutta una serie di precauzioni e vogliamo stimolare le persone di scienza a dire bene, perché i vaccini possano svolgere al meglio la loro funzione, è necessario ridurre quanto più possibile i danni da vaccino, che ripeto, non li ho inventati io, i danni sono esistenti perché lo dice la legge, una legge del 92, ripeto, quindi sono 29 anni che si conosce a norma di legge l'esistenza di danni da vaccino. Allora, non possiamo continuare come pretende di fare la ministra Lorenzin, o non possiamo introdurre addirittura un menefreghismo per cui si vaccina i bambini in serie. Prima di vaccinarli, ed è la richiesta che noi facciamo, perché io non sono un medico, non sono in grado di dire cosa è giusto o cosa non è giusto sotto il profilo tecnico-scientifico, me ne guardo bene, ma come cittadino e come padre mi permetto di sollecitare l'attenzione del mondo scientifico a fare in modo che questa legge Lorenzin venga modificata proprio su richiesta degli scienziati, dei medici, dei ricercatori, in modo tale che non si vaccinino i bambini come si allevano i polli in batteria. Prima di fare i vaccini bisogna verificare con una visita pre-vaccinale, per esempio, se il bambino è portatore di determinate allergie che possano essere pregiudizievoli per la sua salute o che possano far insorgere
determinate malattie. Concludo dicendo che nel momento in cui ci si vuole trincerare dietro non è provata la correlazione tra il vaccino e la malattia, vuol dire nascondere la testa sotto la sabbia. Io abito nel delta del Po ad Adria, anche nella mia zona, nel delta del Po, non c'è nessun studio che possa accertare con certezza la correlazione tra i fumi, le esalazioni della centrale elettrica, ora chiusa di Porto Tolle, e l'insorgenza di determinati tipi di tumori. Ma nel comune dove esiste la centrale c'è la più alta incidenza in Italia di quei tumori. Cerchiamo di usare il buon senso e non di essere per partito preso a favore di una o dell'altra posizione. Certo. Professor Casen, deve avere pazienza perché purtroppo qua il tempo siamo ben oltre la mezzanotte. C'è un principio di cautela. Allora, questa legge ha positivamente scatenato una domanda: si può migliorare il vaccino? Si può fare di più per i bambini perché corrono meno rischi? Che ci siano danni da vaccino non c'è dubbio. Quali siano queste percentuali? Alcune si conoscono, ma poche, perché anche gli stessi genitori non hanno la capacità di stabilire se il bambino prima del vaccino o dopo il vaccino ha avuto un deterioramento della propria salute e non riescono a correlare le due cose. Quindi perché non promuoviamo una raccolta di dati, e questo se ne prende carico la signora Lorenzin, no? Su quello che succede prima e dopo il vaccino. Allora statisticamente riusciamo a mettere insieme dei dati e allora la scienza migliora. Non stiamo dicendo vaccino sì, vaccino no. Stiamo dicendo il vaccino è un passo avanti per l'umanità, ma va migliorato. Abbiamo visto con gli antibiotici, è arrivata la penicillina, poi la streptomicina, una montagna di antibiotici. L'ultimo grande antibiotico, peraltro scoperto a Bologna, è lo Zimox, no? La moxicillina, e si va avanti. Non è che mi fermo alla penicillina. La penicillina purtroppo ha un limite e questo limite è stato superato da altri antibiotici. Ma la penicillina fa bene se uno sta male, ma prenderla quando non sta male è un danno, come tutti i farmaci. E i farmaci aiutano a guarire, ma creano anche danni. Allora il danno deve essere il minimo possibile e la guarigione deve essere la migliore possibile. E d'altro canto lo sviluppo della farmacologia è basato su questo. È un gioco delle parti. La statistica delle patologie dopo il vaccino bisogna raccogliere e dare dati certi, perché sennò non c'è nessuno stimolo da parte delle case farmaceutiche a migliorare quello che stanno facendo. Allora, noi dobbiamo fermarci qua, purtroppo siamo oltre il tempo che ci è consentito, però noi torneremo sicuramente sulla questione, ci stiamo occupando ormai da tempo della questione dei vaccini ispano. Cosa c'è ancora? Due dati brevi sui danni che sono stati verificati. Abbiamo un mezzo secondo. Sentiamo. Allora, difficoltà di apprendimento, un bambino su 6, asma, un bambino su 9. I dati arrivano da dove questi? Scusi? Da dove arrivano questi dati? Internazionali, dati internazionali. ADHD, cioè disattenzione e ipermotività, 10%. Autismo, un bambino su 90. Diabete, un bambino su 450 e giù di là. Più devastante. L'autismo è quanto ha detto il professor Spano. Mi oppongo perché è già stato definito che non esiste correlazione tra l'autismo e il vaccino. Se continuiamo su questa linea creiamo soltanto allarme sociale. Lo dicono le case farmaceutiche. Guardi, non mi venga a dire queste cose. No, lo dico io. Il grosso problema non lo dico io. È stato definito ripetutamente con il bugiardino di Tripedia da parte del New England Journal of Medicine. Il bugiardino della casa farmaceutica, autismo. Dobbiamo chiudere. Ci chiudono anche l'editore. Lei sta parlando dello studio del Wakefield e basta. Il grosso problema è stabilire che cos'è l'autismo.
Questo è una vero. malattia talmente complicata, Questo è vero. per cui quando non sai rispondere Sì, ma non è che questo confutando un autistico. solo studio poi si risolve Dobbiamo tutta la salutarci, dobbiamo è salutarci. scientificamente errato. Troppi Questa scienziati, trasmissione troppi scienziati. aiuti a superare i limiti della scienza. Ci fermiamo qua, grazie a Loris Palmerini, al professor Enzo Raise, grazie a Luca Zano Cantarutti, grazie a Ivano Spano, grazie a Nereo Tiso, grazie al nostro autore. Prima puntata siamo andati, l'abbiamo allungata ma andiamo ancora oltre i termini. Va bene, la prossima volta faremo la mattina. Certo. Grazie ai telespettatori, ci rivediamo venerdì prossimo, TV7 Match, buonanotte a tutti. Opla. Eccolo qua. Non mettono tutti i componenti.